Oggi ci troviamo gli avvocati e i magistrati che sono obbligati a dare la priorità ovviamente alle richieste di asilo da parte di questi richiedenti, di questi profughi, facendo che cosa? Ritardando le pratiche delle aziende di cittadini italiani e quindi allungando i procedimenti, i processi di cittadini italiani. Questa è una vera e propria vergogna. La giustizia italiana è al tracollo e non solo per i problemi noti della carenza degli organici. Le aule dei tribunali sono oberate dalle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Buona parte delle richieste arrivano da migranti che ricorrono contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale. Nelle scorse settimane l'allarme è stato lanciato dall'Ordine degli Avvocati di Venezia, a cui ha fatto seguito la presa di posizione del capogruppo della Lega Nord a Palazzo Ferrofini. Ogni causa costa circa 700 euro a persona, sono circa 6.000 i richiedenti asilo all'interno della nostra regione, che vuol dire che spendiamo circa 5 milioni di euro. Nel 2016 le richieste di ammissione a gratuito patrocinio sono state circa 4.800, il 72% delle quali presentate da migranti. Nell'anno in corso la tendenza è ancora in salita. Fino al 9 giugno le domande hanno superato quota 2.700, di cui il 78% da rifugiati. Per il Carroccio l'imperativo è l'accelerazione dei rimpatri. I dati del Ministero, dice il consigliere Nicola Finco, parlano chiaro. Solamente il 5% di richiedenti asilo ha veramente diritto a rimanere sul nostro territorio. Ma oltretutto noi invitiamo il Governo a dare maggiore personale ai nostri tribunali e anche alle commissioni prefettizie, in modo da accelerare ovviamente queste pratiche e anche per sgravare i tribunali del lavoro, perché stanno ovviamente rallentando tutte le pratiche che riguardano i cittadini e le aziende italiane.